Venezia maglia nera in Veneto per quanto riguarda il numero di delitti denunciati ogni 100.000 abitanti. Una performance che però non deve stupire, visto che il dato viene falsato dal fatto che il centro storico ha una popolazione quotidiana più che doppia rispetto ai residenti. Emerge da una ricerca elaborata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno per il Sole 24 Ore. I borseggi in particolare sono una vera e propria piaga a cui si sta cercando di porre rimedio con un'intensa attività di controllo. Quest'anno in corso ci ha visto portare in arresto in flagranza di reato 82 soggetti di provenienza più o meno bosniaca piuttosto che serbo-croata e romena, e questo sta a significare che cosa? Che questa amministrazione continua a lavorare, non vuole prestare assolutamente il fianco, anzi ha intensificato le attività. Questo però non basta, serve un ulteriore aiuto da parte del governo Chiosa d'Este. Va fatto un lavoro anche di governo e su questo assieme al sindaco insomma si stanno parecchio battendo i pugni sul tavolo proprio perché vengano istituiti quegli strumenti giuridici che garantiscono soprattutto la certezza della pena per determinati soggetti. Dall'altro bisognerebbe avere anche modo di costruire un maggior rapporto tra i vari ministri esteri proprio per far sì che nel momento in cui una persona viene tratta in arresto qui da noi, viene giudicata per essere deportata poi a misure restrittive quali il carcere, possa scontare la pena nel proprio paese, anche perché questo comporta ulteriori costi all'Italia. D'Este ha poi annunciato il posizionamento di nuove telecamere di videosorveglianza in centro storico, in quelle zone meno frequentate ma dove i criminali agiscono ugualmente.